Buongiorno a tutti, sono Francesco Palmisano, presidente di Cofidi Veneziano. Il presidente naturalmente, intanto ringrazio APE, ringrazio Credit Agricole che tutti e tre insieme potremo finalmente insomma, dar credito alle imprese che vivono questo particolare momento e necessitano dei nostri strumenti tutti e tre messi insieme. Cofidi Veneziani innanzitutto assiste le imprese per 250 milioni totali di affidamenti. Negli ultimi 10 anni Cofidi, sì, il dato che ho dato è di 250 milioni appunto negli ultimi 10 anni, o meglio 2 miliardi, scusatemi ma sto mettendo insieme tutta una serie di numeri che vorrei arrivassero più precisi appunto alle imprese che attendono questo nostro intervento. Su Padova siamo presenti da circa 3 anni, 2 anni con dei nostri uffici, siamo presenti sul territorio veneto con gli uffici di Venezia, di Treviso e di Padova. Su Padova appunto negli ultimi 3 anni abbiamo assistito circa 700 imprese con 36 milioni di finanziamento e 15 milioni di questi 36 sul settore del commercio. L'intervento che Cofidi in questo momento riesce a condividere appunto con APE e con Credit Agricole viene appunto visto in maniera particolare, potendo prestare, dove di consuetudine assistere le imprese con un 50% di garanzie, e con questa convenzione arriveremo a prestare garanzie fino all'80% a tutte le start-up e a tutte quelle imprese che vogliono investire. Addirittura per le start-up abbiamo pensato anche una riduzione del nostro notch e pertanto ad un commissionale ridotto per poter agevolare e far beneficiare appunto le imprese di questa nostra assistenza, proprio perché appunto Cofidi assiste e accompagna le imprese affiancandole per poter appunto accedere al credito e di conseguenza poter finalmente anche vedere soddisfare quello che è un progetto, soprattutto investimenti e start-up, nel continuare la propria attività senza pensare effettivamente a quello che sta succedendo negli ultimi anni. Quello che Friulade appunto in questi ultimi anni ha già fatto assieme a Cofidi, per noi siamo i principali partner per Friuladria e pertanto vogliamo continuare ad esserlo. L'abbiamo già fatto in altri territori, non per primo appunto l'abbiamo fatto a San Donato di Piave, l'abbiamo fatto a Portogruaro e anche adesso sul territorio padovano in provincia sta prestando appunto questo tipo di attenzione, di operazione. Con APE naturalmente noi troviamo una forte collaborazione, in quanto APE aiuterà Cofidi e aiuterà Credit Agricole ad individuare e naturalmente ad accelerare la bontà di quelle operazioni o di quelle aziende che avranno e cercheranno credito e pertanto arrivare molto più in fretta. Naturalmente sarà poi il collega di Credit Agricole che potrà appunto spiegare molto meglio il prodotto, perché Credit Agricole si impegna in una decina di giorni a poter soddisfare l'esigenza dell'impresa e pertanto in maniera molto più veloce rispetto alle consuetudini, modalità e pratiche per poter accedere al credito. Questo permetterà appunto all'impresa di trovare un canale molto più prestante, molto più immediato nel beneficiare appunto del finanziamento. E APE, quando
potrà appunto presentare alla banca, ai Cofidi, la pratica, la necessità dell'impresa, già farà, asseverando diciamo, la bontà di questa azienda, permetterà a tutti noi di poter naturalmente velocizzare la pratica che abitualmente tende a essere un po' più lunga e un po' più appunto onerosa nei tempi di attesa. Ecco, questo è un po' ciò che Cofidi in questo momento si presterà a fare, a dare e a condividere appunto con due partner molto importanti sul territorio. Speriamo appunto che Cofidi, come ha fatto fino ad oggi, naturalmente sul territorio a livello nord-est, Cofidi è un'entità molto importante nel mondo delle garanzie, dell'assistenza alle imprese, nell'accompagnare appunto tutti noi, come anch'io, piccola attività, piccola impresa, naturalmente vi parlo direttamente con il pensiero dei miei colleghi, nel caso del commercio a maggior ragione. Cofidi appunto operava, tra l'altro nell'ultimo anno Cofidi ha avuto maggiore attenzione al mondo del commercio, in quanto ha avuto modo di acquisire praticamente, di fondersi di incorporare Brenta Fidi, che naturalmente Brenta Fidi operava esclusivamente nel mondo del commercio, e pertanto anche Cofidi veneziano ha avuto modo di prestare molta più attenzione e cercare anche degli strumenti più vicini a quello che è il mondo del pubblico esercizio.